Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Sono oltre 100.000 gli spettatori che nella festa famosissima hanno goduto delle luci, dei suoni e dei colori creati dallo spettacolo pirotecnico veneziano più atteso dell'anno. Lo show ha preso il via alle 23:30 e per 35 minuti ha visto 6.400 fuochi d'artificio venire sparati in aria con un fronte di oltre 420 metri. Il tutto gestito e supervisionato da oltre 40 addetti specializzati che si sono avvalsi dell'aiuto di un sistema di accensione radiocomandato composto da più di 250 unità. Potete leggere tutti i numeri della macchina organizzativa della Festa del Redentore nel nostro sito notizieplus.it. E ieri sera nell'isola della Giudecca si è celebrata la Santa Messa del Redentore, con cui si è conclusa la tradizionale festività veneziana. Come di consuetudine a officiare la messa nella chiesa del Santissimo Redentore il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia. Presenti alla celebrazione autorità civili, militari, religiose e moltissimi fedeli. Durante l'omelia pronunciata dal patriarca è stato rivolto un ricordo a Riccardo Nardin, giovane scomparso nel tragico incidente avvenuto la notte del Redentore nella laguna veneziana. Il patriarca si è stretto al dolore dei familiari e gli amici del ragazzo. Il rito religioso si è concluso sul sagrato con la tradizionale benedizione della folla da parte del patriarca. E ieri pomeriggio, sempre per le celebrazioni del Redentore, sono state di scena le regate nel canale della Giudecca. A vincere la gara più attesa, quella delle gondole a 2 remi, riservata ai campioni, sono stati Matteo Zaniol e Nicolò Trabuio dell'equipaggio celeste. Prima della partenza di ognuna delle 3 regate, come disposto dal sindaco Luigi Brugnaro, d'intesa con il consigliere delegato alla tutela delle tradizioni, Giovanni Giusto, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Riccardo Nardin, come detto giovane di 28 anni morto tragicamente durante la notte del Redentore in seguito a un incidente nautico. Durante ogni minuto di silenzio, inoltre, i regatanti hanno fatto l'alzaremi. Cambiamo argomento. Completati gli interventi per la pulizia e messa in sicurezza dell'area ex militare a Isola Verde e dell'area ex Cichito a Sottomarina. Nello specifico per l'area ex militare a Isola Verde, ripulitura e asporto di rifiuti di vario genere, ramaglie su tutta l'area e ripulitura e riempimento della piscina in disuso con materiale arido certificato, al fine di evitare il riempimento d'acqua, ricettacolo per la proliferazione delle zanzare. Inoltre messa in sicurezza dell'area con recinzione che vieta l'accesso. Nell'area ex Cichito invece rimosse roulotte, auto, immondizia, non finire che qualche persona poco civile aveva scaricato. Inoltre dentro è stata trovata una colonia felina che è stata accuratamente spostata sempre all'interno dell'area ma in un luogo più protetto e consono. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.